Ciao bellissimi, bentornati. Oggi iniziamo il nostro viaggio sott'acqua. Scherzo, ovviamente. No, cosa è successo? Ho visto che il video del Giappone ha ricevuto più visualizzazioni di quante mi aspettassi. Dato che era molto lungo, credevo che in pochi lo avrebbero aperto. Quindi sono molto contento e farò la stessa cosa per l'Irlanda. Quindi utilizzando Google Earth, adesso vi faccio vedere l'itinerario che ho seguito, in particolare negli ultimi 7 giorni del mio viaggio, perché per il primo mese sono stato fermo a Waterford. E vi racconto qualche storia, vi faccio vedere un po' di posti, inserirò un po' di foto e un po' di video. Pronti via? Eccoci. Allora, intanto andiamo in Irlanda. In Irlanda sono atterrato a Dublino, ma lo saltiamo a pie pari perché ho passato solo 2 notti. Una delle giornate era completamente piovosa, quindi ho visto poco e niente. E sono sicuro che ci sono video molto più informativi e più specifici di quanto potrei essere io. Da Dublino io sono andato verso Waterford, ma mi sono fermato anche a Kilkenny perché è una meta consigliata. Non mi ricordo chi me l'ha consigliata, ma devo dire che mi ha consigliato bene perché è veramente bellissima. È una piccola cittadina, si può girare veramente tutto il centro a piedi. La periferia non serve perché non c'è nulla di particolare, ma il centro storico, quindi questa zona qua, è molto molto suggestiva perché è piena di strutture medievali, tra castello, cattedrali, torri, è molto bella. Tra l'altro c'è questo fiume che rende ancora più suggestivo il paesaggio. Vi faccio vedere al volo il castello, che è probabilmente la zona più, il punto più importante della città, e anche forse il più famoso. Eccolo qua. Questo è il castello di Kilkenny. Si può entrare gratuitamente, visitare tutto il giardino esterno e c'è anche un parco molto grande nel quale si può passeggiare. Tra l'altro ci sono gli scoiattoli e volendo si può anche entrare all'interno del castello. L'interno del castello non mi è piaciuto particolarmente perché non è medievale, l'interno è stato modernizzato, è stato ristrutturato, quindi diciamo che sembra semplicemente una zona di uffici, nulla di più. A parte questa porticina qua è l'unica che porta in una stanza originale del castello. Comunque dall'esterno è già molto bello, come vedete. E qua c'è tutto il parco che si stende dietro e che passa anche lungo il fiume. Oltre al castello e alle varie chiese che vedete semplicemente passeggiando, io vi consiglio di fare un salto qua giù, alla cattedrale di vediamo cos'è? San Canice. Ma la cosa importante è la torre rotonda, la Round Tower, perché è un punto panoramico che vi permette, salendoci in cima, di vedere tutta la città dall'alto. Ed è molto bella, eccola qua. Per salire si paga 4 euro. Attenzione che la scala è molto ripida e stretta e anche per uscire sopra c'è un piccolo buco dal quale bisogna un po' strisciare, quindi se avete grandi zaini vi consiglio di lasciarli all'esterno. Ed è assolutamente un bellissimo punto panoramico. Vediamo se possiamo salirci sopra. Mm. Sì, siamo sopra alla torre. Vedete, da sopra la torre si vede proprio tutta la città. Ovviamente, se la giornata è bella, è ancora meglio. Qua giù c'è un'altra bella cattedrale molto alta. Adesso era in ristrutturazione quando ci sono andato io, quindi non potevo neanche entrarci. E questo direi che basta per Kilkenny. Da Kilkenny poi mi sono spostato verso la mia destinazione, diciamo la mia meta principale, che era Waterford, qua, nel sud-est dell'Irlanda. Tra l'altro è stata la prima città fondata dai vichinghi. Era un importantissimo sbocco sul mare, un importantissimo porto. E infatti all'interno della città ancora si trovano tantissimi riferimenti ai vichinghi. Oltre ai vari pub con nomi vichinghi, ci sono proprio delle strutture come una torre qui, una, una cattedrale con delle statue di bronzo, adesso ve le faccio vedere. In particolare questo triangolo qua,
viene definito il triangolo vichingo, perché passeggiandoci attorno si possono vedere veramente un sacco di riferimenti ai vichinghi. Andiamo qua. Ecco, questa intanto è una delle prime torri della cinta muraria, che adesso non esiste più, non c'è più la cinta muraria, ma alcuni pezzi sono comunque integrati nelle strutture, ad esempio nei negozi. Se andate al Penny's, che non conoscevo io, ma è una catena di centri commerciali, in particolare di vestiti, molto famosa all'estero, e all'interno è inglobato anche il muro della cinta muraria, il muro originale. Poi qua c'è una struttura particolare moderna che richiama un po' una nave vichinga. Qui c'è una statua, una scultura, una grande grande spada di legno, e qua giù abbiamo un paio di ehm, troni in bronzo, eccoli qua, in stile vichingo. Qua in realtà è deformata l'immagine perché non è così, ma è proprio una faccia, con la cattedrale dietro. È molto suggestivo. Se vi piacciono i vichinghi, qua veramente è una città da visitare. Qua c'è il Museo della Storia e oltre a queste cose qua vi faccio vedere anche dove sono alloggiato, che consiglio come ostello, perché è veramente un ottimo ostello. E non lo dico solo perché ci ho lavorato, ma perché veramente credo che per dei turisti sia ottimo. Considerate che eravamo in tanti, pulivamo ogni giorno, penso che sia l'ostello più pulito che abbia mai visto, più pulito addirittura di quelli in Giappone, e questo dice tanto. Pensate che un giorno avevamo finito le cose da pulire, mi hanno dato uno spazzolino e mi hanno fatto pulire la fessura tra le piastrelle delle docce, per darvi un'idea. Questa qua si chiama Portree Hostel. Inoltre il personale, le persone che ci lavorano, diciamo, costantemente, non come me che ero più una specie di volontario, loro sono molto molto gentili e disponibili, quindi assolutamente consigliatissimo come ostello. E da qui si può andare anche camminando sulla costa. C'è quella che viene chiamata la Greenway. Sono 46 km di pista ciclabile e pedonabile che corrono, vedete questa linea qua, corrono lungo la costa, lungo il fiume, e portano abbastanza lontani. Poi da Waterford un'altra località che vi consiglio è la spiaggia di Tramore. Questa è abbastanza famosa, in particolare per i surfisti, e durante il tramonto ci sono veramente dei colori spettacolari, e anche qua c'è una scogliera che vi passa accanto con in fondo dei fari. Vedete? Bellissima. E non è distante, sono mi pare 12-13 km da Waterford. Ci sono anche tantissimi bus che ci vanno, quindi è molto facile. Bene, da Waterford mi sono spostato e sono andato a Cork, quindi ho preso un bus. In Irlanda mi sono mosso soprattutto con gli autobus. Ho preso un bus e sono andato qua giù, a Cork. Cork, devo dire che non mi ha colpito più di tanto, forse non ci ho dedicato abbastanza tempo perché alla fine ho visto poco della città. La cosa che mi è piaciuta di più è una passeggiata che si può fare qua lungo il fiume verso l'uscita sul mare, e qua in fondo c'è anche un piccolo castello molto suggestivo che però è ristrutturato e si vede che non è proprio originale. In ogni caso è molto bello. Adesso viene utilizzato per cerimonie, per fotografie dopo fotografie da matrimonio. Vedete la visuale da sopra il castello, anche sembra molto bella. Non sono salito sopra io. Ah, qui siamo proprio col drone. No, io voglio andare dentro. Qua.
Ecco, vedete, c'è una parte che sembra originale, però un'altra, ad esempio qua, la punta della torre o altri punti, anche questi, sono ristrutturati recentemente. In ogni caso è molto bello da visitare, se vi piacciono i castelli è veramente carino e vale la pena anche tutto il percorso sulla costa, sul fiume, che è immerso in mezzo agli alberi. Vi faccio vedere giusto un punto. Ci sono i cigni sul fiume, ecco, è tutto così, molto carino. Un'altra cosa che vi consiglio di Cork, che non avrei visitato se non fossi stato ospitato da una persona locale che abita lì, è Cobb, questa zona qua. Quindi qui è Cork, qui è Cobb. Non so se è considerata frazione, comunque è veramente vicinissimo, ed è una cittadina, un paesino portuale molto famoso perché è stato l'ultimo scalo del Titanic prima di partire verso l'America. Sapete che ha fatto scalo in diverse città dell'Irlanda. E, e qua, questo è proprio il... Ah, vedete, c'è anche scritto Titanic Experience Cobb. Temporaneamente chiuso. Qui probabilmente parlano della storia del Titanic. Qui invece c'è un altro museo, un museo sulla storia sempre di Cobb. Non sono entrato nel museo, ma anche semplicemente bere un caffè qui all'interno è molto suggestivo perché la struttura sembra originale proprio dell'epoca del Titanic ed è veramente bello. A Cobb poi c'è un'altra parte famosa che è questa stradina qua, si chiama Deck of Cards e si chiama così, vuol dire mazzo di carte, vuol dire così perché tutte queste case qua sembrano tante carte una dietro l'altra e sono molto colorate, vedete? È perfetto per fare delle foto. Pensate a quelli che abitano qua con queste stradine. Qui a Cobb le stradine sono tutte molto ripide, quindi per salire o scendere dal porto fanno veramente un sacco di esercizio. Ecco, molto bella anche questa. E poi, ultima, c'è la cattedrale molto vicina. Anche qua, vedete, potete veramente visitare tutto il paesino eh, camminando, quindi muovendovi a piedi. Questa è la cattedrale, questa è bella anche all'interno. È una delle poche che ho visitato all'interno. La maggior parte delle cattedrali che ho visto erano chiuse. Da Cork, poi, mi sono spostato fino qua giù. Questo si chiama, questa è la penisola Dingle, di Dingle. C'è tutto un percorso che gira attorno alla penisola, un percorso pedonale, e di 181 km in totale. Io ho fatto solo una parte di 20 km da Dingle fino a Dunmore Head e adesso vi faccio vedere. Per arrivarci ho dovuto prendere un bus fino a Tralee e poi da Tralee un altro bus verso Dingle. Anche proprio il percorso col bus è molto bello perché passa sulle montagne, ci sono stradine molto strette, si vede la costa, si vedono i paesini, si vede la natura. È veramente una bella zona. Questa è la città di Dingle. Qui c'è il centro storico. Dingle è anche molto famosa perché ospita musicisti. È una città che è sempre stata famosa per la musica. E i pub, ci sono un sacco di pub molto tradizionali. Molto tradizionali, di pub tradizionali. Qui c'è il porto, anche il porto è molto bello, è molto ventoso. E io mi sono fermato, ho alloggiato qua. Vi faccio vedere. Qua c'è una... è sia hotel che ostello. Io ovviamente ho alloggiato nella parte dell'ostello, quindi nel dormitorio, e per me è stato perfetto perché era pulito, vuoto, silenzioso, ottimo. C'erano le prese della corrente anche con l'USB, quindi senza dover avere la presa stretta che hanno in Irlanda. Mi hanno detto però, e ho letto anche molte referenze sul loro sito, che in altri periodi non è ideale perché vedete qua c'è un nightclub. Non è proprio un nightclub, è più una discoteca. E molti giovani ci vanno e restano a dormire nel dormitorio perché
sono ubriachi o comunque non se la sentono di guidare dopo aver fatto festa. E quindi è molto rumoroso, molto difficile dormirci quando ci sono questo tipo di eventi. A me non è capitato, per me è stato perfetto, anche perché è molto vicino al centro della città. E dal centro della città, come dicevo, parte questo percorso che cammina lungo tutta la costa, passa su questa spiaggia. Aspettate. Sì, qua salta questo giro, è praticamente il percorso a piedi, mi fa camminare in mezzo alle colline, qua salite sopra e fino in alto, poi si scende di nuovo di qua si cammina lungo la costa, anche questa è molto bella, qua c'è una bella spiaggia, ve la faccio vedere. Molto selvaggia, non ci sono strutture, non ci sono ombrelloni, è solo sabbia e mare. E poi vi fa camminare fino a Dunmore Head, che è questa punta qua giù. In particolare questo posto è diventato famoso negli ultimi anni per via dei film di Star Wars, hanno fatto molte riprese. Ve lo faccio vedere intanto dalla strada e poi ci andiamo sopra. Ecco, questo credo che sia il punto che ho preferito di tutta l'Irlanda. Guardate che spettacolo. Tra l'altro, arrivarci dopo 20 km di camminata vi fa godere ancora di più dello spettacolo, del panorama, perché avete faticato per arrivarci, che cavolo. E si può salire anche sopra qua. Questo è il panorama. Ecco, come dicevo, location for Star Wars. Ovviamente loro sfruttano anche questa fama per attirare di più il turismo. E direi che con questo abbiamo finito con Dingle. Come usciamo qua? Così. Bene. Da Dingle, infine, sono andato a Galway. Quindi sono tornato a Tralee. Tra l'altro ho utilizzato l'autostop per arrivarci. E poi da Tralee ho preso un autobus per Galway. La prima cosa che ho fatto, arrivato a Galway, è prendere un altro autobus e tornare indietro fino a qua giù da qualche parte, adesso le cerchiamo perché stiamo meno, per vedere le Cliffs of Moher, che sono le scogliere più famose dell'Irlanda. Famose anche queste grazie ai film che hanno girato qua, in particolare a Harry Potter. Se ve le faccio vedere da qua sicuramente capite di quali sto parlando. Eccole. Questa in realtà non è la visuale più famosa, c'è proprio un punto che si vede in tutte le cartoline, in tutte le fotografie famose sulle scogliere dell'Irlanda, che è penso da qua. Esatto, vedete? Le scogliere una dietro l'altra. Questo è forse uno dei punti panoramici più famosi di tutta l'Irlanda. Ed è molto bello, se non fosse che quando sono arrivato io c'era una tempesta, un sacco di piogge, infatti mi sono lavato completamente. E c'era anche tanta nebbia, quindi ho visto poco. Ovviamente io vi lascio i link a tutti i video che ho fatto in Irlanda. E che altro dire? Delle Cliff of Moher vi posso dire che l'ingresso costa 8 euro, ma che altrimenti volendo potete fare come ho fatto io, camminate qua lungo la strada finché non trovate una stradina che entra dentro e porta sulle cliff. Una volta che siete sulle cliff potete passeggiare tranquillamente fino in fondo. C'è una parte più selvaggia che è questa e una parte invece più turistica che è questa qua sotto, quella più vicina all'ingresso, con anche questo castelletto, e qua c'è anche un locale, un bar e un centro visitatori. Per finire parliamo di Galway, che è stata la mia ultima destinazione. Galway è molto bella.
Galway è molto colorata, ricorda un po' Dingle, però è più cittadina. Dingle è più un paesino. Infatti tra i due ho preferito Dingle, ma questi sono i miei gusti personali. E a Galway potete veramente passeggiare per strada, che è molto bello, anche semplicemente camminare in giro per la città. Non c'è una cosa in particolare che vi consiglio, perché tutto il centro città è molto suggestivo. L'unica cosa che vi consiglio è di fare un salto sul porto, qua, e camminare lungo questo ponte fino all'isoletta, in particolare durante il tramonto. Ecco, vedete qua, c'è il ponte lunghissimo, il tramonto di solito è in questa zona qua, e quindi vi lascio immaginare quanto può essere bello. Purtroppo quando l'ho visto io c'era un bel nuvolone che lo ha coperto, però sono sicuro che sia bellissimo. E niente, Galway quindi è stata la mia ultima destinazione. Poi ho preso un treno e sono arrivato a Dublino. E da Dublino sono tornato in Italia. Che dire, io ho fatto quest'ultimo percorso, quindi da Waterford a Galway, in 7 giorni, utilizzando i bus però, gli autobus. Se dovessi rifarlo, se avessi soltanto 7 giorni di tempo, probabilmente noleggerei un'auto, perché per seguire gli autobus bisogna stare ai loro tempi e si perde veramente un sacco di tempo. Andando a visitare l'Irlanda con un'auto permetterebbe di vedere molti più posti, fermarsi in molti più punti e probabilmente alla fine i costi sarebbero gli stessi. Quindi partendo da Dublino, per tornare a Dublino, secondo me in 10 giorni si possono vedere tutte queste mete di cui vi ho parlato. Dublino, Kilkenny, Waterford, Cork, Dingle, Cliff, Galway e indietro. Probabilmente ci si riuscirebbe a fermare anche in un'altra penisola, perché anche queste altre due penisole stanno diventando molto famose perché belle, e per visitare anche queste. Bene, il video è terminato. È un po' lunghetto anche questo, come quello per il Giappone, ma ci vuole un po' per raccontare un viaggio intero e per dare qualche informazione utile. Spero vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, condividete e commentate, fate insomma tutto quello che potete e volete, così mi motivate a continuare. E niente, ci vediamo per il prossimo video.